Nel big match della 17ª giornata del campionato di promozione Girone A, la Praese torna al Baciccia davanti al proprio pubblico, chiamata al riscatto dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Little Club James. Di fronte a una Sestrese solida, terza in classifica sulle tre lunghezze dei gialloverdi, con l'opportunità di agganciare i padroni di casa e avvicinarsi ulteriormente ai piani alti della graduatoria. La direzione dell'incontro è affidata al signor Pettirossi di Genova, coadiuvato da Crotti e Monaci. Inizia la partita e la Sestrese dopo solo 2 minuti vuole subito imporre il proprio gioco, andando al tiro con Calabrese, pescato in fuorigioco da Scalzi. All'8° minuto ancora Verdestellati in avanti, che ci provano dalla distanza con Repetto, ma Parodi blocca in 2 tempi. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al quarto d'ora, Falsini si inserisce in area e da posizione defilata lascia partire il mancino, ma Rainone è attento e fa sua la conclusione. Al 19° passano i gialloverdi con De Simone, che sfrutta al meglio il cross di Mirko Chiarabini, siglando l'1-0 e il suo secondo gol stagionale. I ragazzi di Mister Valmati provano a reagire e alla mezz'ora vanno vicinissimi al pari, con Repetto, il cui tiro però fa solo la barba al palo. La difesa gialloverde regge l'urto e al 45° la Sestrese è costretta a tentare ancora dalla distanza con Repetto, ma Parodi risponde presente, mandando le squadre a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa la Praese parte fortissimo, bastano soltanto 3 minuti e un altro calcio d'angolo per trovare il raddoppio, che arriva grazie alla doppietta del proprio numero 6 De Simone, che indisturbato a centro area mette la palla all'angolino. Avvio di secondo tempo complicato per gli ospiti, che al 60° hanno comunque l'occasione per riaprire la partita, ma la punizione di Moretti termina di poco sul fondo. Al 69° Repetto disegna un pallone perfetto per l'inserimento di traverso, ma il colpo di testa del numero 9 viene neutralizzato da un grande intervento di Parodi. Al 78° Mazzedda ha sul mancino la palla del possibile 3-0, ma il numero 11 apre troppo il piattone e manda a lato. Nel finale ancora Praese pericolosa con l'inserimento di Canovi, che è arrivato sul fondo cross atteso. Andreoni interviene in allungo rischiando l'autogol mettendo in calcio d'angolo. Al 90° l'ultima occasionissima è per la Sestrese, con questa spizzata di testa di traverso che esce di un soffio. Praese-Sestrese termina dunque sul risultato di 2-0, vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Tedone, che consolidano il secondo posto in classifica e allungano a +6 proprio sulla Sestrese. Verdestellati chiamati ora a ricaricare le energie e fare quadrato, approfittando del prossimo turno di riposo prima della delicata trasferta sul campo del Baia Alassio.